Quella che agiva al Tronchetto era un'associazione di stampo mafioso. La Corte di Cassazione lo ha stabilito in maniera definitiva confermando le conclusioni alle quali era giunta la Corte d'Appello di Venezia. Originariamente, nella sentenza di primo grado, poi impugnata dalla Procura di Venezia, pur riconoscendo la pericolosità della banda, il Tribunale non aveva ravvisato gli estremi dell'articolo 416 bis del Codice Penale. La Corte di Cassazione era quindi chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dagli imputati che al rito abbreviato si erano visti riconoscere in appello l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, tra loro anche Loris Trabuio, considerato a capo dell'organizzazione. Per coloro che hanno scelto il rito tradizionale, invece, è in corso di svolgimento il processo d'appello. Dalla Corte Suprema, quindi, è stato riconosciuto uno scenario inquietante di un gruppo che si muoveva tra minacce, estorsioni, rapine e persino attentati per ristabilire il monopolio del controllo dei trasporti turistici, una mafia alle porte di Venezia.